Abbiamo il piacere di esibirci in questa piazza proponendo scampoli di teatro che spaziano dal classicismo alla vena ironica, persino tragicomica, perché l'intento, lo scopo è quello di trascorrere una piacevole serata, in questo caso di fine agosto, assaporando un menù con tanti gusti, uniti però da un filo conduttore che è quello del divertimento, se possibile, e aggiungo anche dell'esplorazione di mondi, di territori, se preferite, di cui è ricca la prosa, il tutto in una alternanza di protagonisti e situazioni. Quindi teatro a 360 gradi ha proprio questo intento, questo obiettivo, e mi piace sottolineare che è animato da un gruppo di amici che sono accomunati ovviamente dal piacere e dall'amore per il teatro e che, seppur divisi da tanti impegni professionali, personali, insomma a vari livelli, appena possibile si ritrovano con piacere, con voglia sul palco, ma sottolineo anche non solo dietro le quinte in altre situazioni. È un evento voluto dall'amministrazione comunale di Riva Ligure, che non a caso l'ha inserito nel calendario manifestazioni dell'estate 2026, ripetendo ciò che aveva fatto nelle precedenti estati 2025 e 2024. E dunque vi chiedo di accogliere con un applauso l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza, al quale chiediamo ovviamente di porgere un saluto. Riva si è posta come obiettivo, ci sta riuscendo man mano, di essere sempre più vivace, accogliente, di proporre un ventaglio di situazioni a vario livello, di svago, di incontro, di socialità, e in questo contesto c'è anche il teatro. Assolutamente sì, innanzitutto buonasera a tutti, ben trovati anche questa sera in Piazza Matteotti. Dico anche questa sera perché oramai da un po' di anni a questa parte, dal 1° di luglio al 31 agosto, noi abbiamo una sorta di record che ogni sera abbiamo un evento, che sia in Piazza Matteotti, piuttosto che in Piazza Ughetto, piuttosto che in Via Martiri. Ci piace festeggiare tutte le sere, creare degli appuntamenti, diciamo, di incontro, dei momenti di intrattenimento per i cittadini e turisti, e quindi ben trovati anche questa sera. Tra l'altro voi vi preparerete subito dopo, con l'inizio di settembre, al momento istituzionale, quello in cui il Consiglio Comunale si riunisce proprio qui per un momento solenne, che è quello dell'attribuzione di benemerenze e di onorificenze. Sì, il 22 settembre a San Maurizio, oramai è una consuetudine consolidata, qui sul sagrato della chiesa verrà convocato il Consiglio Comunale solenne e quindi ci sarà anche questa importante ricorrenza. Chissà che da giornalista non riesca a strappare un'anticipazione all'assessore. No spoiler, no, mi dispiace. Non sappiamo chi sono i premiati. No, poi mi sgrida il sindaco, poi mi sgrida, quindi sindaco Giorgio Giuffra, va bene. Assolutamente. Grazie Assessore, che appunto può tornare tra voi. Grazie a voi. Posso rubare ancora un padrone di casa, ci mancherebbe. No, semplicemente per fare i ringraziamenti vorrei ringraziare, ne cito uno per tutti, l'amico Marco Corradi, che è un po' l'ideatore di questo evento che oramai è consolidato, è la terza volta, come giustamente hai anticipato al pubblico, che è all'interno del nostro calendario manifestazioni, quindi grazie Marco, e ringrazio anche, grazie, fate un applauso a Marco Corradi che se lo merita, giornalista Marco Corradi, e ringrazio anche Gianni Micaletto, un applauso anche per Gianni, ottimo giornalista e anche conduttore. Quindi io sono qui a fare da collante, poi il merito è tutto loro. Buona serata e buon ascolto. Okay, grazie, a dopo Assessore. Bene, ora entriamo nel vivo della serata, perché in fondo siete qui per seguire questo spettacolo, con una prima pièce che mette a fuoco un aspetto forse poco considerato, se preferite un po' sottovalutato, cioè quello degli accenti. Già, perché a seconda di come li si pone, diciamo, possono cambiare il significato di una parola, di espressioni, e quindi possono nascere ovviamente equivoci, malintesi. Pensate se poi la questione si insinua nelle pieghe
di un rapporto sentimentale, di un rapporto di coppia, che cosa può accadere. E qui tra poco accadrà che comunque ci sarà questa PS che è un po' ispirata ad un musicarello di tanti anni fa che era stata portata all'attenzione del grande pubblico da Achille Campanile. A interpretarlo sono Lorena Bonifetto e Marino Longo. Cessino, Ma Cestino sarà lei! intendevo, cessino le ostilità tra di noi. Ah, ma lei voleva dire Cestino? È la stessa cosa. No, protesto! Ah, lei quindi è con l'utero. Ma come si permette? Lei protesta, è protestante. Anche l'utero era protestante. Ma si dice Lutero, disgraziato! Signorina, si dici... Ma come si permette darmi del tu? Intendevo se dici numero, se dici baci vorrei darle. Ma nemmeno uno! Come altera? Io non altero un bel niente. Intendevo altera, superba. Ah, ma lei voleva dire altera. Signorina, è da mezz'ora che le faccio tenere, Tenere che cosa? che le faccio tenere occhiate. Ah, lei mi vuol dire che mi sta facendo tenere occhiate? Sì, signorina, è perché io l'amo alla follia. Ah, come Adamo? Adamo cosa c'entra adesso? Perché Adamo amava Eva alla foglia. Sì, quella di fico però. Signorina, io quando sono con lei mi sembra di stare in mezzo alle terre. Insolente, screanzato lei! Intendevo nei cieli sublimi e inaccessibili, alle terre. Ma lei proprio non ce la fa! Lei sta sbagliando tutti gli accenti! Si dice etere! E sono cose che... Sono cose che... Capitano! beh, sì, colonnello, che siamo? Nell'esercito? Lei forse voleva dire che sono cose che capitano. Signorina, il suo sguardo è benefico. Sì, un fico secco. Signorina, mi conviene che suo padre non mi consente di sposarla. E allora, perché non lo domanda allo zio? E lo zio è il padre. Il padre di chi se mio zio non ha figli? Lo zio è il padre dei vizi. E signorina, se lei non mi concede la sua mano, io finirò al manico. Ma quale manico? Al manico mio! Al manico mio? Signorina, se lei continua ad adirarsi in questa maniera, anche lei finirà al manico mio. Io non finirò al manico suo! Signorina, signorina. Acceso? Sì, ok, perfetto. Lorena e Marino hanno aperto, diciamo, questa serata e ora compiamo un viaggio nei secoli per
riscoprire a modo nostro il Medioevo, come sapete un lunghissimo periodo della nostra storia, durato un migliaio di anni, tra il V e il XV secolo, per convenzione iniziato con la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C. e terminato di fatto con la scoperta dell'America, la cui data ufficiale è quella del 12 ottobre 1492. Ebbene, in questo segmento di teatro che vi proponiamo questa sera trattiamo un aspetto drammatico legato al destino dei figli non primogeniti delle famiglie nobili, che in gran parte finivano poi reclusi in conventi, in monasteri, perché comunque soltanto il primogenito aveva diritto all'eredità, quindi di avere poi feudi, castelli, insomma il patrimonio del casato. E in tal modo la famiglia di origine traeva anche, diciamo così, un'influenza diretta e importante nelle alte sfere della Chiesa, che soprattutto all'epoca contava molto. Ma talvolta tutto ciò accadeva al prezzo di fare impazzire questi figli non primogeniti, costretti, diciamo, a essere rinchiusi in un istituto religioso anziché cercare di imboccare la propria strada, cercare insomma di fare una vita che magari stavano sognando. Ed è il più giovane di questa compagnia, Noah Franceschelli, che ha 13 anni, intrisi di talento, a interpretare questa triste parabola cercando di dare una chiave di lettura della pazzia. Infatti il titolo della pièce è La saggezza del pazzo, Noah Franceschelli, che fa un ingresso tutto suo, non da matto, ma scelto. Senti, sta parlando. Sì, senti anche tu, vero? Senti. Sta parlando. Lo senti anche tu, vero? No, tu non ci sei. Tu non ci sei mai. Eppure continui a rispondermi. Dicono che sono pazzo, che ho perso il lume della ragione. Ma quale lume? Io sono questa candela, che anche lei si consuma prima di me. Mi hanno rinchiuso qui dentro, perché sono il secondo, il figlio di troppo. A mio fratello le terre, il vino, la carne del mondo, e a me il saio e il silenzio. La notte lo vedo. Mio fratello ha il mio volto, la mia voce, siede sul mio cavallo e ride, basta! Sento voci, mi chiamano per nome, quel nome che qui è peccato pronunciare. Vedo segni nel pane, nella pietra, nel fumo della candela. Così volerai in paradiso, dicevano. Ma io non voglio volare, voglio cadere giù nel fango e ridere e combattere, vivere come un uomo. Le vedi queste pietre? Le conosco tutte. Questa si chiama pietà. Questa castigo. E questa è madre
mi parla di notte, sai, mi dice che non è Dio che mi ascolta, ma lei. E io le credo, perché la pietra è più misericordiosa del cielo. A volte Dio scende qui, non come lo racconta a loro. Scende piccolo, stanco, con i piedi nudi, si siede accanto a me e piange. Dice che non ce la fa più a sentirsi pregare da chi non lo ama. Allora gli passo un pezzo di pane e ridiamo insieme, fratelli, nella solitudine. Ma poi arrivano loro, con le chiavi, con le regole, con la paura nei loro occhi. Frate, non si ride in orazione. Frate, non si parla da solo. E io li guardo e li vedo vuoti. Io almeno parlo con qualcuno. Io non sono pazzo, sono libero nel buio, nel silenzio, nella mia mente che corre, cade e rinasce. Dio è qui dentro. Lo senti anche tu, vero? Certo. Gli hanno detto che sono pazzo? Io non so più cosa sono, ma è questo il mio vantaggio su di voi. Voi sapete tutto, sapete chi siete, sapete cosa è giusto, sapete dove finisce il bene e comincia il male. Io ho smesso di voler sapere. Mi dicevano, qui troverai la verità. Così ho cominciato a cercarla ovunque, nei libri, nel digiuno, nel silenzio. E poi una notte Dio mi ha parlato. Ma forse non era Dio. Forse era il vento, la fame, o il cervello quando si rompe. Ma che differenza c'è? Rispondetemi, che differenza c'è? Se una voce cambia tutta la vostra vita, importa davvero da dove viene? Volete sapere se era Dio? Ma perché avete così bisogno di saperlo? Se vi dicessi che era Dio, mi costruireste un altare. Se vi dicessi che era la follia, mi chiudereste in una cella. In entrambi i casi smettereste di ascoltare ciò che ho da dire. È questo che fate. Mettete un nome alle cose, così non dovete più guardarle. Pazzo, santo, frate, figlio. Bastano poche parole e credete di aver capito un uomo. Ma il fuoco non sa come lo chiamate e brucia lo stesso. Sapete qual è la cosa più buffa? Che voi siete venuti qui per vedere un pazzo e adesso nessuno di voi è più sicuro di essere sano. Senti? Sta parlando.
Noah Franceschelli, pensate che con questo pezzo, però rivisitato in occasione di questa serata, è stato premiato come miglior attore maschile al celebre corteo storico di Taggia nell'edizione scorsa, quindi siamo già nel 2026. Noah che rivedremo più tardi. E come promesso all'inizio, il nostro è un copione che volutamente passa da momenti intensi, impegnati come quello che abbiamo appena vissuto, ad altri leggeri e dissacranti. È il caso di questa proposta che prende spunto da un classico della comicità d'antan, quindi vecchio stile, vecchia maniera, la comicità diciamo tra le due guerre, quelle del secolo scorso. Oggi purtroppo il mondo ancora funestato da conflitti che ci preoccupano molto attorno e anche lontano da noi. Negli anni 50 Walter Chiari e con l'inseparabile spalla Carlo Campanini ripresero il fortunato canovaccio portato al successo negli anni 30 dai fratelli De Regge. È uno sketch un insieme che comunque ha fatto la storia della comicità italiana. Infatti, se io ora dico "vieni avanti cretino", immagino che a molti di voi verrà in mente qualcosa. Ecco, Marco Corradi e Gioacchino Logico interpretano a modo loro quello che era lo spirito riportato, come dicevo, da Walter Chiari con Carlo Campanini e dall'idea originale dei fratelli De Regge. E dunque possiamo accoglierli e vi annuncio che questo è un inedito per la compagnia Teatro a 360 gradi, quindi viene presentato per la prima volta proprio qui su questo palco. Quindi Marco e Gioacchino. Due ore di ritardo. Sempre così, io l'aspetto e lui non arriva mai, ma dove sei cacciato? Ah, eccolo che arriva. Vieni avanti, cretino! Girati un attimo. Ma che cos'è questo straccio che porti qua dietro attaccato ai pantaloni? Me l'ha detto il Todore. Ma ha detto Todore può portare questo. Chi è Totore? Chi è Totore? Capisce niente, questo Todore, ma ha detto di portare quando sei malato, da chi vai? Dal dottore! Io cosa ho detto? Io ho andato dal dottore. Io sono andato dal dottore. Io ho andato dal dottore. Io sono andato dal dottore. Ma non stai bene? Io sto benissimo. Allora perché hai andato dal dottore? Deficiente! Si dice, tu devi dire, io sono andato dal dottore. Si dice, sono andato dal dottore. Va bene. Da che dottore sei andato? Ho andato a Torino ingoiato. A Torino ingoiato. Sino a Torino sei andato, non c'erano medici qui in zona. Capisci? Tu non capisci niente. Io non capisco niente. T'ho detto che ho andato a Torino ingoiato.
Torino. Ma che cosa hai ingoiato, santo Dio? Cosa hai ingoiato? Il dottore. Ma come hai fatto a ingoiare il dottore, santo Dio, cretino? Ma- Spiegamelo! Ma allora, ho andato da dottore del naso, gola, L'otorino laringoiatra, otorino laringoiatra. Va bene, stai attento, sai, curati. Ma lo sai che cosa è successo? È successo che aveva preso un raffreddore e l'ha trascurato. E poi, povero Medea, è morto. lo so. Gli amici mi hanno detto di fare il telegramma alla moglie. Tu, il telegramma. Io perché hanno detto ci vuole uno intelligente. Hanno preso te, intelligente. Hanno preso l'uomo giusto. E allora, alla moglie tu devi fare il telegramma. Ma sta attento che quella signora soffre di cuore. Poi gli può venire un infarto da un momento all'altro. Bisogna fare tutto con circospezione. Circospezione. A me mi piace il circotogni. Circospezione. Ma perché tu sei un cretino? Te lo dico io. Allora, aspetta, bisogna partire da lontano, dire e non dire. L'hai compilato? L'hai compilato? L'hai scritto, l'hai compilato. No, io non ce l'ho con nessuno, io Pilato non lo conosco. Tu non conosci Pilato, ma la cretinaggine la conosci tutti i giorni. Allora, l'hai scritto. Hai scritto il telegramma? Cosa hai scritto, santo Dio? Vediamo sto telegramma. Per cortesia, ascoltiamo il telegramma. Cara vedova. Gli dice cara vedova? Ma quello lì mi muore di infarto. No, un momento. Ho cancellato. Vabbè, ti sei reso conto che non andava bene. Bravo. A Pechino. Ma che c'entra Pechino? Che c'entra? Ma avete detto di partire da lontano. Sto partito lontano. Vai avanti. Tua moglie. No, scusa, ho sbagliato. Tuo marito. Sì, bene. Sta bene. Bene. Vediamo. È peggiorato. Ma come? Sta bene e poi è peggiorato? Ma che senso ha? Ma hai detto di dire e di non dire, ma avete detto. Va bene, vai avanti, ti prego, vai avanti. Domani alle 11 il funerale. Il funerale? Così non va bene, il funerale. Allora, ascoltami, lasciamo stare quello che hai scritto, va benissimo, ma dimmi un attimo, perché porti questo straccio dietro i pantaloni? A cosa ti serve? Ma no, non capisci. Non capisco niente. Non capisco. T'ho detto che me l'ha detto il
dottore. Ma ti ha fatto fare le analisi? Sì. Sì. Ho fatto le analisi, allora va bene il polistirolo, va bene il polesterolo. Il colesterolo, e poi dimmi, cos'è che ti ha detto? Poi vanno bene i tricicli. Ma ha detto che vanno bene i tricicli, i trigliceridi, mannaggia a te, quando vieni qui a cercarmi, poi come sono andate ancora queste informazioni dal medico? Quando parli tu non capisci niente. Certo. Quando parli tu. Invece quando parli tu capiscono tutti. Poi mi ha detto che le vanitose, cioè le vanitose. Le vene vanitose. Le vene varicose! Le vene varicose! Cosa ho detto? E poi? Sai che abbiamo uguali, l'età uguale, la stessa età io e il medico. Siete coetanei. Insomma, lui quanti anni ha? 35. E tu? 72. Ma come fate ad avere la stessa età? Lui 35 e tu 72. Me l'ha detto lui. Ma m'ha detto, tu hai l'anemia. Sei proprio cretino e io più cretino di te. Ha detto, tu hai l'anemia. Fammi vedere. Sì, tu hai l'anemia. Si vede, l'occhio si vede. E poi cosa ti ha detto? Ti ha dato qualche raccomandazione? Ho un po' di la malattia dell'albero. La malattia, no quello lì, un altro. La malattia dell'ebete. È quella tua. Dell'abate, di diabete. Il diabete. E poi ancora che cosa ti ha detto? Devo fare attenzione al profilattico. Il profilattico. Ma mi ha detto, dottore, no? E tu vuoi sapere più del dottore? No. Mi ha detto, fai attento al coc profilattico. Lo shock anafilattico. Guarda, mi hai veramente stancato. Adesso mi devi dire un'ultima cosa, per cortesia, perché porti con te questo straccio attaccato ai pantaloni? Quante volte devo spiegare? T'ho detto che il dottore m'ha detto, tu sei guarito, ma porterai uno strascico. Ma via, sei cretino, lo strascico.
giusto Marco e mi faceva ridere come un pazzo, grazie. Dai vostri applausi, insomma, la rivisitazione di un classico come avevo presentato e annunciato vi è piaciuta, è stata divertente. E ora passiamo ad un'altra pagina di questo volume che stiamo sfogliando insieme in questa serata. C'è una data che è indelebile purtroppo, che non si può cancellare nella storia di questo lembo di Liguria, ed è il 23 febbraio 1887. All'alba di quello che era il giorno delle ceneri, per diciamo una coincidenza assurda, casuale finché si vuole, ma comunque quello che sto per dire vi farà capire perché, un devastante terremoto distrusse Bussana, colpì duramente altre località del Ponente, in particolare Baiardo, Ceriana, Diano Marina, altre ancora, causando centinaia di vittime. La prima scossa fu registrata alle 6:22, ne seguirono altre due ancora più forti e resta, e speriamo che resti per sempre, che non ci siano altri episodi di questo genere, il sisma più forte, più devastante mai registrato in Liguria. Nubi di polvere si innalzarono dalle macerie, rendendo ancora tutto più surreale, spettrale, drammatico. Graziella Tuffo ci racconta la storia di una giovane donna, una adolescente, la cui traiettoria esistenziale si è interrotta proprio in quell'esatto momento, per diventare poi soltanto polvere, e polvere è appunto il titolo di questa pièce con Graziella Tuffo. Ehi, sono qua, non mi vedete? Lo so, ma ci sono. Qui, una volta, c'era la porta di casa mia. Mi chiamo Maddalena, avevo 14 anni, il 23 febbraio 1887. Il tempo per me si è fermato alle 6:22 del mattino. Quella notte aveva nevicato e faceva un freddo che penetrava nelle ossa. Io dormivo con mia sorella Angiolina, tutte e due sotto 3 coperte di lana. Poi un rumore. No, non era un rumore, era la terra che urlava, un boato da sotto, come se Dio avesse preso Ceriana fra le mani e l'avesse scossa forte. Il letto ha ballato e il tetto ci è piovuto addosso. Detriti e polvere, fuggite! Sì, ma dove? Fuggite! Ma come? Le mura e le nostre case di pietra, quelle belle grosse, erano crollate come castelli di sabbia e io sentivo il peso e un caldo infernale insopportabile. Sono qua! Sono qua! Sono qua! Poi il buio e niente più. Quando ho riaperto gli occhi ero fuori. Sì, ma intendo fuori dal mio corpo. Ero qui in piedi e sotto di me Ceriana con le sue macerie. Era tutto grigio. Un cimitero di tetti e la gente che urlava con quella voce roca come se avesse ingoiato polvere e con le mani insanguinate scavava per cercare me.
ho visto mio padre. Aveva il volto tutto nero, aveva scavato per 3 giorni e 3 notti senza sosta. E quando finalmente mi aveva trovata, non ha pianto, no. Ha appoggiato la sua fronte alla mia, fredda. Nina, ha detto, e basta. Dicono che quello sia stato il terremoto più forte di tutta la Liguria, tra i 6,4 e i 7 di magnitudo. Dicono anche che mezza riviera era crollata. Ce l'avevano con Roma, troppo lontana, troppo lenta, e anche io ero arrabbiata. Volevo vedere i miei 15 anni, volevo crescere, volevo sposarmi, volevo andare al mercato a Sanremo, volevo vivere! Sono rimasta seduta su di un muretto a secco, l'unico in piedi, e ho guardato ricostruire. Sì, avevano ricostruito tutto, pietra dopo pietra, e per anni, il 23 febbraio, le campane hanno suonato. Poi non le ho sentite più. E a dire il vero, non so nemmeno perché. Ed ora i nipoti dei nipoti nemmeno lo ricordano. Perché dopo 139 anni sono ancora qui a guardare. Proprio perché qualcuno ricordi. Voi potete ammirare il bellissimo borgo medievale di Ceriana, ma sotto i vostri piedi, là, c'è la mia polvere. No, non abbiate paura dei fantasmi, vi prego. I fantasmi non fanno paura, la paura è l'oblio. La paura è quando una città crolla 2 volte. La prima con le pietre e la seconda con la memoria. Voi avete paura del terremoto? Avete paura del terremoto? Sì o no? Ma dovete aver paura anche del cemento che non respira. Dovete aver paura di costruire senza lasciare spazio, perché quando la terra trema e l'acqua non passa, tutto esplode. Me l'ha insegnato il nonno di una bambina, tanti anni fa. Io non ho più paura, sapete? E non ho nemmeno freddo. Ho soltanto questa storia, la mia, appesa alle pietre di Ceriana. Se girando per Ceriana sentite un soffio di freddo in un vicolo senza vento, allora sono io. Ma no, non scappate, vi prego, fermatevi un momento e pronunciate il mio nome, Maddalena. Così so che non sono crollata del tutto e so anche che una pietra, almeno una, è rimasta al suo posto. Un'intensa, drammatica interpretazione di Graziella Tuffo per ricordare questa data infausta che comunque non va cancellata nella nostra memoria. Ne approfitto per ringraziare chi ci sostiene dal punto di vista dell'audio, quindi il tecnico del suono Riccardo Tirone. Grazie per essere con noi. Ora entriamo nel campo dell'ironia applicata al rapporto di coppia. Quando il marito viene, tra virgolette, spedito dalla moglie a fare acquisti e inevitabilmente si reca in uno dei tanti supermercati così ricchi di corridoi, di esposizione di prodotti,
ecco, spesso finisce per insomma confondersi, per sbagliare e quindi suscitare le inevitabili reazioni della consorte, della compagna, che ovviamente si aspetterebbe il ritorno a casa con le indicazioni che aveva dato al suo lui. E dunque il titolo di questa pièce fa intendere il tono ironico. Salva Slip, pensate un po'. A interpretarla sono Lorena Bonifetto e Marino Longo. Pronto? Pronto? Parla forte, non ti sento! Pronto? Sei arrivato al supermercato? Sì. Ma perché parli così piano? Perché? Perché non è normale? No, sembri il topo Gigio che sta morendo. Ma non c'è mica di vergognarsi ad andare a comprare gli assorbenti, dai, su, è una cosa normale. Sono nel terzo corridoio. Sto andando verso i pannoloni. Ecco, va bene se ti prendo fino a 15 kg? Ma cretino, ma non sono i pannolini per i bambini, sono per me, gli assorbenti per me. Ma vabbè, magari per l'emergenza potevano anche andare bene. Dai, su, senza sfinirmi per cortesia, vai al reparto intimo femminile. Dai, su che sei bravo, ce Sì. la puoi fare, sei bravo, dai. Allora, c'è Viola assorbente con ali vive. C'è ali vive. No, string anatomici per tanga. Sting, come il cantante? No, string come stringa per le scarpe, assorbente per tanga. Guarda, qui c'è un altro, c'è di nuovo ali vive, assorbenti con ali vive. Amore, non sento, parla più forte, non sento. Ali vive, ho detto ali vive. No, minchia, voglio string. Lungo con le ali. No, string, ho detto string. E parla piano, che qui c'è gente, non sono solo, E che me frega che c'è gente, su, dai, datti una mossa. Allora, seta flusso leggero, lungo con ali, filtrante a ricamo viola scuro. Amore, non sento una mazza, parla più forte. E c'è una qui, Scusa, ma proprio tu che non ti vergogni mai di niente, che sei andata in giro tutte l'estate col ciondolino di fuori che ti si vedeva sotto la t-shirt. Tu che per tutta l'estate sei andata alla spiaggia con le unghie colorate di nero solo perché ti faceva sentire figo e adesso ti vergogni ad andarvi a comprare gli assorbenti. Seta flusso medio, seta flusso abbondante. Assorbenti per tanga. E com'è che si chiama il cantante? String, e non è un cantante. Scusi signora, il coso, cioè Jim Morrison, No, string, ho detto string. Ecco, è andata via, ecco. Guarda, non chiedere niente a nessuno. Leggi tutte le etichette, dai, vai, leggi. È pieno di assorbenti qui, è una cosa immensa. Sono 2 scaffali da 20 metri. Dai, leggi. Ma la topa non è come la mamma, che ce n'è una sola, Allora, Obi, Mini, Medi, Maxi, Norma, Mini, Autunno, ali trasparenti visibili, Meta, Seta, Non Plus Ultra, Non Plus Pampers, ecco qui,
carta doppio strato, Anatomy Pathology, ecco. Ecco, bravo amore, dai, leggili tutti, passali tutti in rassegna e vedrai che li trovi, dai, bravo. E ricomincio allora. Vai, leggi. Obi Mini Pixie, Fai e Foxy doppio velo. Ah no, quella è la carta igienica, ecco. Ma che pezzo di fantastico imbecille che vive con me, oh? Ultra Mini Ubi Major, Seta Maxi Super Pixie Visibile Color e Ultra Seta Linee Seta Ultra String! Ho detto string! Eccolo! L'ho trovato! Eccolo! Stringhe! La guardia! L'ho trovato! Sting come il cantante! E lui l'ho trovato! L'ho trovato! Allora, non credo che la sedia debba restare in scena, io volentieri ve la porgo, anzi la metto di lato, chissà, potrebbe servire in un altro momento. E ora, per non farci proprio mancare nulla, andiamo a toccare il delicato tasto dell'amore che si fa strada nel mondo, nell'ambiente religioso, l'amore inteso come rapporto fisico, non spirituale. È la vicenda di un monaco che si lascia tentare dai piaceri della carne e quindi finisce col fare l'amore con una donna, ma sarà quella l'unica volta, tuttavia, puntini. Da qui il titolo che prende anche a prestito un aggettivo del dialetto siciliano, il monaco sbannuto, che sta per, diciamo, un monaco che abbia perso il senso, che abbia perso anche la retta via, che sia uscito dai binari di quelle regole ecclesiastiche. Un monaco che ha le sembianze e le qualità istrioniche di Gioacchino Logico. Genti di la borgata, ascoltate, sentite la storia di un povero monaco sbannuto che è moruto, senza vivere di coscienza, un tale peccato più abbrutito. Aveva trasuto un giovinetto ancora imberbe dallo convento dei Cappuccini di Montereale di Palermo una vita di studi ed orazioni, anni e anni di approfondite lezioni sulle sacre scritture, la Bibbia, i Vangeli, lo Vecchio e lo Nuovo Testamento, i libri dell'Apocalissi e poi lo studio dei patriarchi, dei padri della filosofia, della scienza e della letteratura. Uno studio fatto di giorno e di notte, per finire, come vauti, vedete, moruto senza avere di coscienza, un tale peccato più abbrutito. Peccato che cominciò quando io vidi una povella. Io non ne aveva visto mai, trasire in dallo bagno in dallo fiume Favarella, sotto a Monti Reali di Palermo. Io non aveva visto mai cosa più bella. Solo lo Pace Dante l'aveva ditta d'arte. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta, con ogni lingua de tremando muta, e io ammutolii dinanzi a tal bellezza celestiale, parvemi angelo venuto dallo cielo a miracolo mostrare. Io ero preso e compreso nello spirito, ma cominciai le mie razioni per ringraziare in Dio quell'angeliche visioni. Ma lo corpo mio,
o corpo mio non corrispondeva alla mia preghiera e s'era misa tutto quanto tiso di sopra, tiso di sotto. Io tremavo tutto, ma non di verità, io tremavo tutto, perdonate se lo dico, di passionalità. Io pregavo lo Dio della castità di dare forza alla mia volontà, ma nullo poteva resistere alle vertigini delle passioni. Dintra di mia abbruciava l'udimonio di lisetti tentazioni e mi tirava e io dicevo non so perché io pregavo ancora lo cielo, lo Padre eterno di liberarmi dallo peccato e dall'inferno. Ma lo diavolo nella veste dello serpente gridava insinuando la canzone che Padre Dante aveva composto per cantare dell'amore e della tresca tra Paolo Malatesta e la sua amante Francesca. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese di costui piacer sì forte che come vedi ancora non mi abbandona, e lo piacere di questa persona come pace mi dite non mi abbandona, bruciami negli occhi suoi più belli delle stelle, e la sua boccuzza pareva di cirasa, e poi lo collo di marmo bianco rosa era scolpito, dallo petto aveva 2 mele arrotondate che al suolo guardar sentea desiderate, e giuso all'ombelico col gonfior della panza una cosa che m'appariva qual nube celestiale, non dico poi delle sue cosce tornite, quasi debbano scolpite, belle, rotonde, affusolate e dritte, da perderci liorna e liluttate, steva immersa in giallo flume favarella, circondata da fiori profumati, violet margherite, a far intorno alla capo una corona, mollemente adagiata su un'arca fatta di fiori e profumata. Intorno sentivo le parole del dolce poeta Petrarca. Facciamole tutti insieme. Chiari, fresche, dolci acque, dove le belle membra pose colei che solo a me perdona. Le belle membra, la donna, la bellezza, quel che era stato allo studio di giorno e della notte divenne a me certezza. Io, povero fraticello di provincia, che colpa ebbi se persi me medesimo nell'ebbrezza di una dolcissima carezza. Una sola, mi dissi, una sola, sul suo viso, per toccare con la mano lo cielo e il paradiso. Ma la mano mia, traditrice, la volontà stradì e scivolò proprio lì. Oh gioia, oh estasi, oh inebriante ardore, lì sogno della vita mia, che non ho più paura di dirlo, la diritta via era smarrita, e fu proprio lì, come l'Orlando pazzo dello cavaliere Ariosto, cercò per l'Europa intera la sua Angelica, sua amata. Ma che a me non si era legata? E nudo e pazzo lo rincorse sventrando sempre monti e monasteri. Così io, povero fraticello di provincia, mi denudai, mi tolsi questi calzi e li calzari e tutti quegli stracci che erano sotto, e finalmente dico, entrai per una volta sola in quello paradiso. Sentì lo canto degli angeli del cielo, di serafini, troni e cherubini, di menestrelli che cantano soavi stornelli, madrigali e ritornelli, con liuto e con la tuba e ritmi gregoriani e frediciani. E sì, proprio in quel momento passai all'inferno. Questa è la triste e terribile storia di un povero monaco smannuto
che è morto voluto senza avere né coscienza dallo peccato che ha brutito, ma a me non me ne importa niente, perché anche in questo inferno la mia quella è sempre stella, lì, nella mia mente. Allora, io chiedo scusa, ma a questo brano sono particolarmente legato, perché nel frattempo, come facciamo con gli amici, stiamo cercando di portare in fondo la tradizione e citare uno di seguito all'altro Dante, Petrarca, Ludovico Ariosto e, caspita, un applauso! E non è finito qui in tutti i sensi, perché tra poco vedrete chi citeremo. Comunque voglio salutare e ringraziare Riviera dei Fiori TV, in particolare Pierluigi Balestra, che sta riprendendo la serata per poi riproporla sul proprio canale. Il canovaccio appunto di questo spettacolo ci porta adesso nel mondo di Shakespeare, eccolo, un altro dei grandi, forse il più grande drammaturgo e poeta di tutti i tempi. Ma senza toccare testi iconici e tragici come Romeo e Giulietta, Otello, Amleto, Re Lear, Macbeth, perché il bardo, così era denominato Shakespeare, ci ha donato anche commedie divertenti, brillanti, come la Bisbetica Domata, tra l'altro oggetto anche di produzioni cinematografiche, in un caso addirittura con i ruoli invertiti, perché ricorderete, molti credo, un film del 1980 italiano che vide protagonisti Adriano Celentano, il bisbetico, e Ornella Muti. Graziella Tufo e Marco Corradi ci propongono una loro versione della Bisbetica Domata. Mandatemi, vi prego, vostra figlia Kate. Io l'aspetterò. Se mi tenesse il broncio, dirò che ha il viso luminoso come una rosa. Se mi mandasse a quel paese, la ringrazierò. E se si mettesse a sbraitare, le dirò che la sua voce è musicale come quella di un usignolo. Ma eccola che arriva. Buongiorno Kate, perché questo è il vostro nome. Ma allora siete proprio duro d'orecchio. Mi chiamano Kate solo coloro che hanno parlato con me. No, in realtà mentite, perché ovunque io sono stato ho sempre sentito dire che voi vi chiamate Kate. Kate, consolazione della cristianità. Kate, la vezzosa. Kate, a volte indemoniata. E comunque, in tutte le città dove sono stato, ho sentito lodare la vostra bellezza, la vostra gentilezza, non comunque altamente come avreste meritato. E per questi motivi sono giunto fino qua per chiedere la vostra mano. E chi vi ha mosso fin qui vi rimuova da qui. Ho ben visto subito che eravate un mobile. Cioè, io sarei un mobile. Uno sgabello. Ah, sì, io sono uno sgabello, Kate. Allora, vieni a sederti qui sopra di me. Non ho mai montato un asino come voi. E io non ho mai montato una donna come voi. E non la monterete mai. Gli asini sono fatti per portare, così voi. Le donne sono fatte per portare, e così voi, Kate. Ma siete troppo leggera, debole.
E io non voglio gravarmi di un peso. Troppo leggera per uno zoticone come voi, quantunque ben ponderata quanto il mio peso. Ben ponderata quanto il tuo peso. Ben detto, calabrone! O tortora lenta, se io sono un calabrone, ti può sentire il pugiglione! E se io sono una tortora che mangia il calabrone? Su, Vespaccia, siete troppo stizzosa. Se io sono una vespa, fate attenzione al mio pungiglione! Ma rimedio c'è, basta strapparlo. Sì, se lo stolto sa dove sta. Ma come? Dove sta il pungiglione della Vespa? Ma qua? No, non sta nella coda, ma nella lingua. La mia lingua nella tua coda. No, Kate, io sono un gentiluomo. Allora, voglio mettervi alla prova. Basta, ma giuro che vi suono se non la smettete. Così perderete il vostro blasone. Se mi colpite, non sarete un gentiluomo e se non lo siete, non avete blasone. Sta a vedere che adesso tu ti intendi anche di araldica. Allora, mettimi nel tuo albo d'oro. Con quale cimiero? Con la cresta di un gallo del buffone? La cresta del gallo del buffone. Sì, io sarò il tuo gallo, se tu sarai la mia gallina. Voi per me non siete un gallo, gracchiate troppo proprio come un cappone. Siete troppo acida. Lo sono sempre davanti a una mela arancida. Ma qui non ce n'è? Oh, ce n'è. State tranquillo, ce n'è. Allora mostratemela. Lo farei molto volentieri, se solo avessi uno specchio. Volete dire il mio volto? Mica male, per un giovinotto come voi. Per San Giorgio, sono anche troppo giovane per te. Eppure siete così avvizzito. Sono le gravi cure. Poco me ne curo. Non ve le sfinirete così. Allora vi faccio arrabbiare, Ma niente affatto, siete così dolce, siete così gentile. Sapete tenere a bada i vostri corteggiatori. Ma chi ha detto che Kate è zoppa? Mondo calunniatore, vieni, fai vedere che non sei zoppa. Ah, sciocco! Date gli ordini a chi comandate. Comandate? Allora, Kate, tuo padre ha consentito alle nozze. La dote è concordata. Che tu voglia o non voglia, sarai la mia sposa. Io ti trasformerò da gatta selvatica a gatta mansueta, come tutte le altre della casa. Tu sarai mia moglie e lo diventerai! No! E se lei dice no, è no, vero Graziella? Chissà quante volte avete sentito parlare di Paolo e Francesca. Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Ma quanti conoscono davvero la loro storia? Figure diamanti entrate a far parte dell'immaginario popolare alla voce sentimenti, ma anche nella storia e nella letteratura. E Dante Alighieri a narrare di loro nella Divina Commedia, canto quinto dell'Inferno, e inserendole come figure di principali, di condannati nel girone dei lussuriosi. In vita furono coniati e quest'amore così travolgente e passionale finì in tragedia.
Noà Franceschelli ci fa rivivere questa storia così intensa e drammatica, quindi accogliamolo con un applauso. Poscia che io ebbi, il mio dottor udito, nomar le donne antiche, i cavalieri, pietà mi giunse, ed io fui quasi smarrito. I cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sia il vento esser leggeri, ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che mena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe, dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere, dal voler portate. Cotali uscir dalla schiera vedido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido: o animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina, dove il po' discende per aver pace co seguaci sui. Amor, che il cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte, Cain attende chi a vita ci spense. Queste parole dall'or ci fuor porte, e quando io intesi che l'animo offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando io risposi, cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri al lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi al tempo delle dolci sospiri, a che e come concedetti amore che conoscesti i dubbiosi disiri. E quella a me, nessun maggior dolore che ricordasti del tempo felice, nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto. Dirò, come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lanciallotto, come amor lo strinse, soli eravamo, senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo del disiato riso esser baciato da cotanto amante. Questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. E mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro
piangea, sicché di pietade io venni meno, così come io morisse, e caddi. Come corpo morto cadi. Bravo Noah, ci stiamo avvicinando alla fine, quindi proprio per questo sto cercando con lo sguardo Gioacchino, che mi aspettavo di trovare dietro le nostre quinte, che sono poi quelle, però non vedo, anzi forse intravedo, perché Gioacchino ama anche, diciamo, sorprendere, presentarsi in un punto inatteso come sta facendo adesso, cioè là in fondo, dove adesso ci regalerà una pièce divertente. Seguitela con molta attenzione perché è davvero divertente ed è una riproposta rispetto alle versioni fatte da tanti altri interpreti e personaggi. Vai Gioacchino! Era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dalla fionda d'un maschietto, andò per riparare l'offesa sulla finestra aperta di una chiesa. Dalle tendine del confessionale può andarsi a sembrare. Il parroco, un applauso al parroco, grande Francesco Benza, che si assume tutti gli anni l'onere di farci divertire. Il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessar la gente, mentre in ginocchio altri a sedere dicevano i fedeli le preghiere. Una donna, notato, venga qui signora, un applauso alla signora che deve notare l'uccelletto. Una donna, notato, lo noti signora, cos'è il colore che le piace, vero? Notato l'uccelletto, lo prese in mano e se lo strinse al petto. D'un tratto, un cinquettino scosse il silenzio. Il parroco, disturbato, si alzò, si arrampicò e disse: fratelli, chi ha l'uccello? Devo ripetere. Sì, Chi ha l'uccello? per favore. Per favore. No, c'è un attimo di uccelli. Chi ha l'uccello? Chi ha l'uccello? Per favore, Per favore. in basso. Esca fuori dal tempio del Signore. Esca fuori dal tempio del Signore. No. E lì arriva il bello. I maschi. Guardate che cosa vi ho portato. Un applauso. Niente meno il padre di quel gran ragazzo che con la madre meravigliosa che ci porta sempre. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero a sollevar le suole. Il prete, a quell'errore madornale, fermi! Fermi. Gridò: mi sono espresso male! Mi sono espresso male. Rientrate tutti Rientrate tutti. e statevi a sentire. Statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. Perché? A testa bassa, con la corona in mano, con la corona in mano, con la corona in mano, con la corona in mano. Un applauso perché mi hanno fatto sprecare un sacco di curuni. Io con tutti sti curuna, con la corona in mano, con la 100 donne
Si alzarono piano piano e mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò. Un applauso, che Sbagliate tutte quante, figlie amate, che io non volevo dire quel che pensate. Sbagliate tutte quante, figlie amate, che io non volevo dire quello che pensate. Bravo. Che bravo, Anzi, quello che ho detto, torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire. Anzi, quello che ho detto torno a dire, solo chi ha preso l'uccello torni a uscire. Per favore. Ma mi rivolgo! E non ci sia sorpresa! E non ci sia sorpresa! Soltanto a chi? Soltanto a chi? L'uccello L'uccello ha preso in chiesa. ha preso in chiesa. Ha preso in chiesa. Ce l'abbiamo lì due. Finì la frase e nello stesso istante le monache, questo perché se no faceva comandura, cioè capisci, venga lei un minuto, le monache si alzarono tutte quante e con il volto pieno di rossore lasciavano la casa del Signore. Oh Santa Vergine! Esclamò il buon prete. Fatemi la grazia se potete, poi dico senza fare rumore, piano piano. Si alzi solo. Timore, Si alzi solo. Guardi, lei è simpatica perché mi fa da complice. Chi ha l'uccello in mano? Una ragazza, venite tutte e due. Venite tutte e due, lei pure venga qui. Guardate lo spirito delle persone dolci, affettuose. Attenzione. Una ragazza, muoviamoci così, che con il fidanzato s'era seduta in un angolo appartato, sommessa, fai una faccia da sommessa, mormorò col viso accorto: che ti dicevo? Se ne sono accorti. Hai visto? Se ne è accorto! Grazie. E adesso veramente grazie ed è il tempo dei saluti. Speriamo che non se ne sia accorto il parroco di Riva Ligure, anche perché è stato interpretato, diciamo, pur non volendolo, dall'assessore al turismo e manifestazione, che chissà che magari avrà un futuro nei ritagli di tempo, per carità, anche come attore. Quindi vi avevo detto che avremmo chiuso con una incursione votata, diciamo, alla comicità, all'ironia. Così è stato, ed è il momento di chiudere davvero questo spettacolo chiamando in scena tutti i protagonisti dello stesso. E dunque Lorena Bonifetto, eccola, l'applauso del pubblico. Marino Longo, Noa Franceschelli, Gioacchino Logico, Graziella Tufo, e Marco Corradi, che è l'anima di questo gruppo, come è stato sottolineato all'inizio, che incespica ma è comunque ben saldo in quello che sta proponendo. Ovviamente ringraziamo Riccardo Tirone per l'assistenza, diciamo, all'audio e al suono.
Se vuole raggiungerci di nuovo, a questo punto non come attore improvvisato, ma nella veste titolare di assessore al turismo, Francesco Penza, per salutarvi e congedarvi. Allora, anche quest'anno siamo riusciti a creare un po' di atmosfera piacevole, passando, come avevo detto all'inizio, dal classicismo, quindi da pezzi anche impegnati, e come diceva prima Marco dietro le quinte, insomma, per fare anche un po' di cultura, agli aspetti più divertenti come quest'ultima. Sì, ci siamo divertiti, ma abbiamo anche avuto spunti di riflessione importanti. Io colgo l'occasione dato che questa è la terza edizione, mi porto già avanti per invitarvi, visto il grande successo e comunque visto anche i miglioramenti che di anno in anno, non so se hai notato anche tu Gianni, questa manifestazione sta avendo, perché veramente la qualità anche questa sera della recitazione e del complesso è veramente stata alta, quindi vi chiedo veramente ancora un grande applauso e un arrivederci al prossimo anno con la quarta edizione del teatro a 360 gradi. Che contempla anche altri attori, interpreti amici che stasera non sono potuti intervenire, ovviamente assenti giustificati, che rivedrete sicuramente in una delle prossime serate. Marco? No, solo una cosa, teatro a 360 gradi, pensate, è un titolo che mi ha suggerito lui. Bravo Francesco. Bravo! Beh, certo, quindi oltre che vuol dire a fare l'assessore, il parroco per questa serata, cioè spero che non ci senta il parroco vero, quindi, e ovviamente invitarci anche per il prossimo anno, ecco te Marco, quindi prendi nota. Ecco, quindi io vorrei che facessimo un grandissimo applauso a Gianni Micaletto, perché non è facile avere sempre un presentatore a questo livello, lo conoscerete senz'altro tutti. Io me lo ricordo a Tele Monte Carlo, che era bravissimo in 448 a improvvisare i telegiornali, ha fatto delle cose incredibili, quindi grazie Gianni, un applauso a Gianni. Esagera sempre, non nelle pièce. Chiaramente ringraziamento al pubblico che fino all'ultimo è stato partecipe, attento e numeroso per seguire questa serata. Speriamo di avervi divertito davvero e che nel ritorno alle vostre case portiate dentro appunto un ricordo piacevole, ma anche un po' un po' riflessivo rispetto alle proposizioni che sono state fatte questa sera in questo appuntamento 2026 di Teatro a 360 gradi, che come promesso dall'assessore si ripresenterà qui a Riva Ligure anche nell'estate 2027. Noi vi diamo appuntamento quindi tra un anno, è giusto, assessore? Grazie ancora, buonanotte.